salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia, che dolce visione, che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo, mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume, viveremo. Grandiosa grazia, eterno amor. Perfetta grazia, che dolce suono, ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò.
che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui, mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono, il mio scudo protezione, fin quando io vivrò, mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia, che dolce vita, che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò, ero cieco e oggi io vedo, mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume, vivere amor. Grandiosa grazia, eterno amor. Perfetta grazia, che dolce son, ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò, ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure, che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grande
protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mio salvato dalle catene, mi riscatto e come un fiume libero amor, grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia, che dolce vita, che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò, ero cieco e oggi io vedo, mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscatto e come un fiume libero amor, grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume libero amor, grandiosa grazia, eterno amor. Buongiorno a tutti, buongiorno nella pace del Signore Gesù, benvenuti alla preghiera del mattino. La preghiera del mattino è un programma di Shea Adamiti, Chiesa Evangelica, Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiana, e io sono il pastore Victor Lopez e sarò con voi stamattina per glorificare e benedire il nome santo di Gesù. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli che sono in diretta con noi stamattina. Che Dio ti benedica, che Dio benedica la tua casa, la tua famiglia. Grazie di essere qui con noi. Se tu ancora non segui questo canale AD Arca Missionaria Italia, ti prego di seguire e attivare tutte le notifiche. Pigia su campanello e attiva tutte le notifiche, perché ogni volta che saremo in diretta, che caricheremo un video, un contenuto importante, tu riceverai immediatamente la notifica che ci sono novità. Allora potrai vedere e ricevere una porzione da parte del nostro Signore. Gloria a Dio. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli di Shea Adamiti che sono nelle basi missionarie di Shea Adamiti. Vorrei salutare tutti i miei fratelli che sono nel settore 1, Shea Adamiti settore 1, che è la provincia di Firenze, le basi missionarie che ci sono in provincia di Firenze, sia a Scandici e sia a Firenze Portalprato. Un abbraccio grande a tutti i miei fratelli che partecipano con noi, che cooperano con l'opera del Signore, che sono soldati valenti. Gloria a Dio. Alleluia. Un abbraccio a tutti i miei fratelli della provincia di Firenze. Allora, vorrei anche stendere il mio abbraccio e il mio saluto a tutti i miei fratelli del settore 02. Settore 2, settore ecclesiastico 2 è la provincia di Pisa. Un abbraccio ai miei fratelli, ai missionari Marco Lilo, Denisa, Enea, Carminha, Jamili. Che Dio benedica tutti i miei fratelli che cooperano nel settore 2 di Shea Adamiti. Che Dio benedica tutti i miei carissimi fratelli. Un abbraccio grande ai miei fratelli del settore 3, è la provincia di Verona. Dio benedica i nostri missionari Giovanni,
Dariana e tutti i miei fratelli che cooperano anche lì in quel bello settore ecclesiastico di Shea Adamiti. Ma vorrei anche estendere il mio abbraccio a tutti i miei fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, un abbraccio grande, che il Signore vi benedica, che il Signore vi aiuti, che il Signore vi fortifichi. Tutti i miei fratelli d'Italia, dal nord al sud d'Italia, un abbraccio grande, che Dio vi benedica. Il Signore è con voi e se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Alleluia, alleluia, gloria al Signore. Vorrei anche mandare un abbraccio ai miei fratelli che sono all'estero, in Germania, in Albania, in Romania, in Bulgaria, in Grecia, in Georgia, in Montenegro, in Ungheria, in Austria, in Portogallo, in Inghilterra, in Kenya, in Mozambico, tutti i miei fratelli, in Brasile. Un abbraccio grande a tutti i miei fratelli che sono all'estero, nei continenti di questo mondo che noi siamo pellegrini, come nostro caro pastore Luiz Gonzaga cantava e canta ancora, ma quando ero ragazzo sentivo spesso quell'uomo di Dio che cantava: io sono pellegrino, così stanco di camminare, aspettando che finisca la mia giornata. Qui ci son tristezza e niente mi soddisfa. Magari io fossi col mio Signore. Anche così vo camminando verso la terra celestiale. Gesù Cristo va mi guidando e liberando dal male. Amen. Noi siamo pellegrini. Siamo in questo mondo, ma siamo pellegrini di questo mondo, perché questa non è la nostra terra. Dio ci ha preparato una terra. Gesù ha detto: vado e preparerò, alleluia, e preparerò, perché dove sarò io sarete anche voi, alleluia. Fratelli, voglio condividere una parola con voi stamattina. Vorrei disponibilizzare nostro numero di WhatsApp, tu che vuoi mandare un suggerimento, una richiesta di preghiera, tu che vuoi condividere la tua testimonianza, fai un video ou scrive um áudio, um vocale, manda um vocale, um vídeo, um texto com a tua testimonianza, perché edificherà molto le persone. E ci sono persone che chiedono preghiera, ma non mandano ringraziamento, non dicono: voglio ringraziare delle vostre preghiere, ringraziamo al Signore insieme. Noi vogliamo vedere anche i fratelli che condividono la preghiera. Condividono anche la vittoria, non solo la lotta. Alleluia. Vorrei condividere la parola di Dio con voi. Capitolo 8 ai Romani, versetto 31 fino al 39. Dice così la parola del Signore. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà?
Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Fratelli, quando noi leggiamo questo cantico di vittoria, Paolo ha fatto questo cantico e credo piamente che quando Paolo ha scritto questo cantico, questo pezzo di questo capitolo, lui sentiva sulla pelle tutto questo che lui ha nominato, perché la nostra lotta tante volte ha un nome, le nostre difficoltà ha un nome. Paolo dice qui nel versetto 35, chi ci separerà dell'amore di Cristo? E lui comincia a nominare le cose che magari lui stava soffrendo. Lui fa un elenco, lui fa una lista. L'afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Paolo, come ben sappiamo, ha vissuto tutto questo di cui lui parla nel versetto 35. Ma lui prende quell'elenco in mano, lo guarda e dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Lui stava dicendo: voi non siete capaci di separarmi, di allontanarmi, di mettere un abisso fra me e il mio Signore. Voi non siete capaci. Un giorno ho sentito una sorella che ha detto a me così: Victor, nessuno merita che tu desista. E io ho ragionato, ho pensato, ho pregato su quella parola. Nessuno merita che tu desista. Perché molte volte, e io sto parlando per persone che magari hanno già mollato, hanno già desistito, sono dentro una caverna, hanno seppellito i suoi doni, i suoi talenti. Persone che magari erano coinvolte, presenti
ma perché non lo so, oggi non c'è più forza, piacere, desiderio. E a volte noi preghiamo sbagliato, dicendo: Signore, dammi la forza per servirti. No, non è con força che si serve al Signore. Se tu stai pregando chiedendo força per servire al Signore, non è con força che si serve al Signore. Perché la parola di Dio ci dice in Apocalisse, capitolo 3, versetto 8, avendo pouca força. Alleluia, glória al Signore. Alleluia, io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ma nel versetto 7 la parola dice ancora: e all'angelo della chiesa in Filadelfia scrive: queste cose dice il santo e verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre nessuno chiude, che chiude nessuno apre. Io conosco le tue opere, ecco io ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana che si dicono essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, li farò venire a prostarsi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato, poiché hai custodito la parola della mia costanza. Anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Ecco, io vengo presto, tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più fuori. E scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Tu eri una colonna di sostegno. Una colonna ha dei ferri, una colonna ha cemento, una colonna ha il concreto, perché ha bisogno di sostenere una struttura. E tu eri questa colonna. Una colonna che custodiva la parola del Signore, che teneva nel cuore la parola del Signore. Ma i nemici ti hanno abbattuto, ti hanno allontanato, ti hanno diviso dal proposito di Dio per la tua vita. Quando Paolo fa questo cantico, vedete che lui menziona l'elenco. Vedete che lui fa un elenco proprio dei problemi che c'erano, che lui ha vissuto, ma nonostante lui elenca, lui gioisce. Differenti di te. Magari tu stai dicendo che tu si sei allontanata, si sei allontanato, tu ti sei allontanato, tu ti sei allontanata per causa di questo, per causa di quello, per causa di quell'altro, per causa di questa situazione, perché qui così. Tu hai una storia molto simile
ha una colonna abbattuta che è diventata macerie. Ma io voglio dirti stamattina che Dio vuole ristrutturare la tua vita spirituale. Io voglio dirti stamattina che Dio vuole metterti in piedi come colonna. Una colonna non può rimanere sdraiata per terra come macerie, no. È tempo di ristrutturazione nella tua vita spirituale. Perché chi un giorno è stato una colonna non può essere macerie. Chi un giorno è stata una colonna di sostegno non può essere una persona che è diventata macerie. È lì, fra i pezzi. Paolo ha detto che tutto ciò che tu stai subendo, lui ha subito. Perché a volte noi pensiamo che soltanto noi subiamo questi problemi, ma non. Paolo ha detto afflizioni, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. In più lui ha elencato un altro gruppo. Morte, vita, angeli, principati, potenze, cose presenti, cose future, altezze, profondità, le creature. Alleluia! Magari tu hai dentro di te una tristezza che non ti permette di servire al Signore, perché a volte tu vuoi nominare questo nemico perché esiste un nome, ma la causa tutta è perché in alcun momento della tua vita tu hai disprezzato la parola di Dio. Perché i nemici ci saranno finché il Signore torni. Ma se noi avremo la parola del Signore presente nella nostra vita, noi non avremo paura, noi non saremo distrutti, noi non saremo ridotti. Nessuna cosa ci potrà allontanare dall'amore di Dio se noi custodiamo la sua parola nel nostro cuore. Se noi siamo attenti alla sua parola. Ma il problema è che tu hai vacillato. In un momento della tua vita tu hai vacillato. In un momento della tua vita tu hai deviato lo sguardo da Gesù verso gli altri, verso le cose, verso la tua situazione. Vedete cosa dice Paolo? Né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze. E lui nomina un altro problema: cose presenti e cose future. Ci sono persone che hanno abbandonato il suo posto di colonna, di sostegno nella casa di Dio per causa delle cose presenti e delle cose future. Ci sono persone che sono uscite dal loro posto per cose presenti e per cose future. Ah, ma non sai cosa ho vissuto nel passato. Ma il tuo passato non è diventato passato, continua presente. Perché tutto che è passato è passato. Non ha più potere, non ha più forza, non esiste più. È finito. Ma se ancora questo passato ci ammassa, ci fa piangere, è perché è ancora presente. Alleluia! Chi accuserà gli eletti di Dio?
Chi è colui che li condannerà? Chi sarà contro di noi? Qui parla un uomo che aveva la parola viva nella sua vita. Fratelli, cosa manca in noi? Cercare il Signore con tutto il cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra vita, con tutto il nostro essere. È questo che manca. Manca cercare il Signore con poca forza. Non si serve al Signore con forza straordinaria, si serve al Signore, fratelli, con gioia. Con gioia. Come cantiamo, oh Signore, tu mi salvasti dal mondo dove vivevo. Mi copristi col tuo sangue, mi riempisti della tua vita eterna tu mi hai dato alla croce quando moristi, quella croce su Calvario dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Alleluia! Questa è la nostra gioia di essere salvati, di avere i nostri nomi scritti nel libro della vita, fratelli, perché dobbiamo guardare questi nemici e dire: nemici, tu hai vinto, avete vinto, siete potenti, no? Più grande di questo nemico, di questo problema, è il tuo Dio. La Bibbia dice che Eliseo era lì accampando con suo servo Geasi, e il re con i suoi soldati, con il suo esercito è venuto. È venuto. Il servo di Eliseo ha detto: Signore, periremo, è la nostra fine. Questi uomini ci distruggeranno. Alleluia. Gloria a Dio. Eliseo ha fatto una preghiera. Ha detto: Signore, apri gli occhi di questo uomo, di questo ragazzo, perché veda, perché lui possa vedere. E quando lui ha pregato, il ragazzo ha potuto vedere i carri di fuoco, i cavalli, gli angeli, l'esercito celestiale. Alleluia! Fratelli, oggi prega. Prega perché i tuoi occhi non vedano soltanto i problemi, perché ci sono persone che vengono e vanno vedendo solo problemi, vedendo soltanto le difficoltà, guardando solo morti, guardando solo vita. Uno mi ha detto questa sera: io ho la mia vita da vivere, quell'altro ha paura della morte, quell'altro gli angeli, i principati, potenze, cose presenti, cose future, creature. Altri stanno guardando afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma la parola del Signore dice che noi faremo menzione del nome del Signore degli eserciti. Paolo diceva qui: se Dio è per noi. Fratelli, arrendersi a questi nemici è dichiarare che il nostro Dio non è capace di vincerli.
Arrenderci a questi nemici vuol dire che noi non consideriamo la potenza del nostro Dio. Tu che hai abbandonato il tuo posto, tu che hai mollato nella tua fede, che tu non cammini più, non fai più niente per il Signore. Tu che eri un strumento di Dio e oggi sei come una sega piena di ruggine. Che le persone hanno paura anche di toccare perché si può fare male e quella sega piena di ruggini può fare tanto male, più che tagliare, può anche contaminare. Ci sono persone che hanno perso la sua utilità nel regno e sono diventati un pericolo. Pastore, tu stai dicendo che io sono diventato un pericolo. Tu lo sai, perché nonostante tu non fai quello che il Signore vuole, tu inciampi la vita degli altri. Tu lo sai di cosa sto parlando. Così ti parla il Signore. Nonostante tu non ti coinvolgi, tu non permetti che altri si coinvolga. Nonostante tu non lo fai, tu non permetti che altri facciano. No, ma loro hanno la loro libertà. Non è vero, perché tu sei una persona influente. E per questo Satana lavora nella tua mente, nel tuo cuore, nella tua vita, dicendo stai qua, non vai, non devi andare, non devi fare, vedi, non vale la pena, perché sa che se tu ti metti nelle mani del Signore, tu torni ad essere quella colonna di sostegno, di coinvolgimento e quella struttura che è giù, Dio metterà in piedi, perché una colonna si è alzata. Chi è stato capace di abbatterti? Chi è stato capace di allontanarti? Dichiara oggi fine a questo nemico nel nome del Signore. Dichiara oggi fine, la fine di questo nemico, di questa storia brutta che il nemico ha scritto per te dicendo lui sarà così, continuerà così e la sua fine sarà così. In questa fine di mondo. Ma il Signore ti parla stamattina, alzati perché tu sei colonna di sostegno nella mia casa. Alzati perché io voglio usarti per mettere in piedi una grande struttura. Ma il nemico lo sa, la tua capacità. E per questo lavora qui, lavora sulla tua mente, sul tuo cuore, e pensieri e sentimenti. E se io ti domando oggi come tu ti senti, tu dirai stanco e triste. Indaffarato. Perché il nemico non vuole che noi preghiamo, non vuole che noi leggiamo la parola, non vuole. Non vuole che noi partecipiamo del culto pubblico, perché c'è il culto domestico, c'è il culto particolare, privato, quello che facciamo nella nostra cameretta, noi e Dio. C'è il culto domestico, quello che facciamo a casa con la famiglia, e c'è il culto pubblico. E nella tua vita la fonte del culto pubblico ha cessato per prima, la fonte del culto domestico è finita e sta per finire anche la fonte del culto particolare. Ma ti dico stamattina, c'è acqua ancora da sgorgare nella tua vita. C'è acqua ancora da uscire dalla tua vita per saziare altri. Non ti permette
di essere distrutto, non ti permettere di essere abbattuto. Chi ci separerà? Chi sarà contro di noi? Chi accuserà? Chi condannerà? Versetto 37. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Questa storia di perditore, di fallito, distrutto, è bugia di Satana. Ti alza oggi perché tu sei più che vincitore. Ti alza oggi perché tu sei più che vincitori. Tu non sei questo progetto fallito. Tu sei colonna di sostegno, di verità, di forza. Una struttura di Dio c'è per te. Dio vuole mettere in piedi una struttura tramite te. Alzati. La tua casa è una struttura. La tua famiglia, i tuoi parenti, i tuoi vicini, il comune dove tu abiti, la tua congregazione, tua chiesa. È una struttura che Dio vuole edificare, mettere in piedi tramite te, perché tu sei colonna di sostegno. Noi siamo più che vincitori. Alleluia! Preghiamo, fratelli. Preghiamo perché il Signore continua a darci questa grazia. Leggi la parola di Dio, prega, non stai fermo, partecipa del culto. Dov'è il giorno del culto nella tua città? Vai lì, partecipa questa settimana, metti in proposito nella tua vita di fare un digiuno. Noi ogni sabato siamo dalle 9 a mezzogiorno in preghiera, digiunando, consacrando la nostra vita al Signore. Fallo anche te. Se tu non puoi venire qua a Firenze, a Scandici ogni sabato, perché sei molto lontano, comincia questo proposito dalla tua casa. Comincia questo culto particolare, privato. Dopo stendi per la tua famiglia, fa un culto domestico. Ma questa settimana non fermatevi. Prendete questa settimana posizione di colonna di verità e di sostegno e partecipate del culto pubblico per ricevere la parola, per essere in comunione con i fratelli. Rinnovamento. Dio ha rinnovamento per la tua vita. Alleluia. E così noi avremo piacere e riceveremo la porzione quotidiana per dare passo a passo servendo al Signore. Non si serve al Signore in corsa, si serve al Signore passo a passo. Preghiamo. Padre, nel nome di Gesù veniamo a te stamattina, oggi 1 aprile 2025. Stiamo iniziando questo mese con il cuore grato di ciò che tu hai fatto finora. Abbiamo già compiuto il primo trimestre di quest'anno. Un quarto di quest'anno abbiamo compiuto. Tu ci hai fatto passare. E stiamo iniziando il primo giorno del secondo trimestre, ossia del secondo quarto di quest'anno. E vorrei, Signore, consacrare la nostra vita a te. Consacrare questi giorni a te. Consacrare la mia mente a te, il mio cuore,
i miei pensieri, i miei sentimenti, voglio consacrare, Signore. Voglio consacrare la mia entrata e la mia uscita. Voglio consacrare la mia bocca, i miei occhi. Voglio consacrare il mio corpo, la mia carne, come offerta vivente, gradita a te. Oh Signore, perdona i nostri falli, i nostri errori. Se per caso in questo primo trimestre non siamo riusciti a portare a compimento ciò che abbiamo pianificato nel primo dell'anno, nel primo giorno dell'anno, dicendo quest'anno farò così, farò cosà, e per qualsiasi cosa non abbiamo portato avanti il progetto spirituale nella nostra vita, vogliamo riprenderlo, Signore. Perché vogliamo avere una vita consacrata a te. Perché vogliamo gioire nella tua presenza e gioire in servirti. Oh Signore, l'elenco, la lista dei nemici ci sono, c'è, Signore. Non cesserà, perché il nemico non si fermerà. Ma noi non vogliamo sapere se questo nemico, se questi nemici non si fermeranno. Noi cercheremo con tutto il nostro cuore te, con tutta la nostra forza te. Ci rivestiremo con tutta la tua armatura, perché così resistiremo a Lui e rimarremo saldi e non saremo abbattuti e non continueremo più come macerie. Ma ti prego stamattina, Signore, ristruttura questa colonna tua nella tua casa e metti in piedi il progetto, la struttura che tu vuoi, che tu hai pianificato, che tu hai desiderato prima che questo uomo e che questa donna fosse formato nel grembo della sua madre. Un progetto, una storia, tu hai scritto e il nemico vuole cancellare, ma è nel nome di Gesù Cristo, il Signore, che noi abbattiamo ogni potestà, ogni forza. Noi sgridiamo i nemici oppressori di questa mente, di questo cuore, di questa famiglia. È nel nome di Gesù che dichiariamo libertà. Libertà nel nome di Gesù. Che tutte le catene siano spezzate nel nome di Gesù. Che tutti i legami che ce l'hai ancora con il passato, sentimenti, frustrazione, delusione, tristezza, angoscia, amarezza, noi sgridiamo nel nome di Gesù. Pulisce adesso questo cuore, Signore, col tuo sangue. Pulisce adesso questa mente col tuo sangue. Pulisce adesso questa anima col tuo sangue. Pulisce adesso questo spirito, questo corpo nel tuo sangue. Sangue di Gesù che purifica e fa diventare più bianco della neve. Nel nome di Gesù, fa sciogliere oggi, Signore. Fa sciogliere oggi questi nodi. Nel nome di Gesù, lavora, Signore, e metti in piedi questa colonna. Perché so che se tu metti in piedi questa colonna, Signore, una struttura nuova verrà. Tu hai, Signore, vinho novo, alleluia, per versare, ma questo oltre non può continuare vecchio, rinnovamento, vinho novo
su oltre novo, nel nome di Gesù, Padre. Ti prego per i miei fratelli missionari, operai, servitori, che stanno sulle basi missionarie di Sheadamit. Ti prego di sostenerli, di rinforzarli, che i loro occhi siano fissi su di te, che i loro piedi siano saldi sulla roccia, che il loro cuore siano in te. Oh Signore, oggi tira vento, ma questo vento sentiamo anche nella nostra vita spirituale. Ma tu sei colui che fa cessare il vento. Alleluia. Ti prego, Signore, per questa sfida di Pomarance, della ristrutturazione di quel palazzo, per il preventivo degli infissi del piano terreno che ho già ricevuto, quella cifra che dobbiamo affrontare. Signore, io non vedo nessuna possibilità umana, ma tu hai i cuori che tu puoi toccare. Signore, tu puoi fare un movimento. Tu puoi, Signore, fare un movimento e fare arrivare, Signore, la cifra esatta per gli infissi del Palazzo a Pomarance, del piano terreno. Ti prego, Signore, stendi le tue mani, perché quest'opera non è mia, quest'opera non è tua. Tu sai tutta la necessità del tuo campo. È vero che il nemico vuole abbatterci e farci pensare non vale la pena. Ma Paolo ha vissuto la fame, la mancanza, privazione, vergogna, ma niente di quelle cose hanno potuto allontanarlo dell'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Niente di queste cose ci farà, Signore, parlare contro o di non credere a quello che tu hai parlato o a quello che tu hai promesso. Niente di queste cose ci farà pensare, almeno pensare, che quest'opera non è tua, che tu non hai stabilito e hai voluto. Niente di queste difficoltà. Nel nome di Gesù, Signore, ti prego, rinforza i miei fratelli missionari, sostieni ognuno, perché stiamo affrontando momenti difficili, ma passeremo come abbiamo passato e continuiamo combattendo. Ti prego, Signore, nel nome di Gesù, ti prego che tu possa stabilire, benedire oggi per sempre la tua opera, il tuo nome, e che questa città, questa provincia, questa regione e tutta l'Italia, tutta l'Europa, nel nome di Gesù, sia evangelizzata, salvata, liberata e trasformata, glorificata, come saremo tutti un giorno, nel nome di Gesù. Amen. Che Dio vi benedica, vi auguro una buona giornata nella presenza del Signore e ci vediamo, se Dio vuole, giovedì nella mattina con la preghiera del mattino. Buona giornata. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi e per sempre. Noi diciamo amen. Amen.
sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire, canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà, canterò della tua bontà.